Eccoci qua di nuovo, questa volta ecco, stavolta ci torniamo a sentire, cioè, o meglio, voi non ci sentivate, nel frattempo c'è stato il 3-0 di Polsinelli per la Libertas. Siamo a questo secondo tempo iniziato da 9 minuti e mezzo, quasi 10. Beh, quasi tutti si possono vedere comunque nell'altra diretta. Noi questa qua è una parte del secondo tempo, la vediamo esatto, qua. quindi ricollegatevi, ricollegatevi perché siamo in diretta di nuovo da Morsano. C'era un problema con l'audio, quindi per un attimo poi non ci sentivate più. Ma adesso ci siamo nuovamente. Riparte la Libertà. Grazie Riccardo per il feedback, ora vi sentiamo. C'era stato qualche problema tecnico al microfono e quindi abbiamo dovuto stoppare la diretta e ripartire immediatamente. Comunque prenderemo una pausa. Ecco, nel frattempo la Libertas di nuovo in attacco. Da fuori la Libertas con il numero 15 Losito. Sì, 0 per la Libertas che ha, devo dire, iniziato ed affrontato questa partita con lo spirito giusto. Ancora Leba che aveva scambiato con Pass. Ecco, andate tranquilli, numeri 1, ci dice Riccardo, che ringraziamo per il bonifico, magari dopo mi dai l'Iban esatto. e te lo faccio appena finisco la telecronaca. Libertas con Dallabona per Losito per Del Rizzo di nuovo a Dallabona per Losito. Aspetta, vediamo che i falchetti si alzino un pochettino, ancora scambio con Dallabona, Losito, esatto, poi vediamo Del Rizzo, vince il rimpallo, attenzione, contropiede dei falchetti. Per Leba, punta di Leba e niente da fare, poteva essere il gol del riaprire la partita. Esatto, nel frattempo si stanno ricollegando gli amici e le amiche, chiediamo scusa, problema tecnico audio e quindi non ci sentivate, abbiamo dovuto stoppare. Se avranno sentito sul tennis quello che volevo dire, ma non importa. Grazie Nazza, nel frattempo mio collega. Ecco qua Leba per il capitano Fiero, ancora Leba ma non riesce a intercettare la palla, questo triangolo. Grazie anche alle Flo per il riscontro. Probabilmente avrò toccato io con le zampine qua del gatto, no? Possino e te strapossino. Esatto, io non ho fatto niente. Comunque, di nuovo Libertas in avanti, 0-0 primo tempo Italia. Sì, stiamo seguendo, grazie a Rai Play, ovviamente, caro. Attenzione, grande parata conclusione da fuori di Tonello all'incrocio. E però Palmieri ha salvato palo di Dallabona direttamente da corner, ancora 3-0 per la Libertas. Fare come un buon Ezio Vendrame oppure Maradona, insomma, che segnavano dal calcio dal corner. Pasca. Attenzione, bellissima la manovra per Fiero, conclusione bellissima, devo dire, bravissimo Fiero, bravissimo anche Pasca. Quindi Luca Aufiero, il capitano, l'orgoglio dei falchetti, 3-1. In questo momento siamo arrivati, cari amici ed amiche, all'ascolto al 12esimo, quasi 13esimo. Riparte la Libertas. C'è una bella cosa che almeno non avete perso gol, perché nonostante non ci sentivate, che forse era meglio per certi versi, non vi abbiamo sfondato i timpani. Stasera sono scatenato, ancora Pasche riparte per Leba ancora. Il fantasista della squadra, naturalmente, io lo chiamo così ormai perché fa numeri da paura. Tra l'altro, se volete andare a trovarlo, Pizza Sprint a Morsano. Esatto. Proprio in centro, vicino alla ruota, quindi pizza buonissima. Attenzione che riparte la Libertà. Dallabona finta, Aufiero, bravissimo. Bravo. Riesce a difendere e mettere in fallo laterale. Nel frattempo devo dire, qua ci stringiamo sempre metaforicamente, perché voglio dire io e Max, perché fa freschetto stando fermi. Fa freddino. A dicembre coperte assicurate, devo dire. Berretto e sciarpa, insomma. Beh, la sciarpa diciamo che quando faccio lezioni di tennis, devo dire la verità, c'è molto più freddo. Quindi ok. Questo è oro colato. Nel frattempo palla intercettata di Pasca sul lancio di Tonello. Il numero 7 Dallabona ha cercato il colpo di tacco. Grama per Aufiero per Pasca. Nel frattempo hanno perso un fazzoletto a metà campo. Erion, il fazzoletto. Fazzoletto. Non ci ascolta, non importa. Non importa. Vediamo la Libertas che riparte con il numero 6 Del Rizzo per Tonello, vediamo, ancora Del Rizzo
per il momento fase statica, vediamo, proverà ancora lo scambio, movimento del numero 7 Dall'Abona che riceve il pallone. Dall'Abona cerca la finta su Leba, ancora palla a Del Rizzo per Dall'Abona. In questo momento si passano la palla, cercano diciamo di mantenere il possesso per scagliare la conclusione. Bellissimo lo scambio, il triangolo si parte con Tonello, però niente da fare. Dall'Abona per Tonello, bellissimo il triangolo, non ha portato nulla. Adesso Del Rizzo sulla fascia sinistra. Tonello richiama intanto mister Daniele Centis ad alzare un po' il livello e ad alzare anche il pressing. Vediamo il numero 11 Tonello per Del Rizzo. Per il momento la Liberta sta tranquillamente controllando palla, non c'è pressing. Numero 7 Dall'Abona per Tonello passa la portiere Vazzoler di nuovo sulla fascia sinistra per Del Rizzo. Stanno facendo circolare bene la palla. Stanno facendo un'ottima circolazione di palla, d'altronde i falchetti non aumentano il ritmo, non c'è pressing, possono giocare tranquillamente. Ecco, si riparte palla sbagliata. Pass per i falchetti ancora pass che tenta un dribbling, un passaggio filtrante per Del Rizzo intercetta. Ancora pass che ruba la palla Del Rizzo, colpo di tacco per Grama dietro per Capitano Fiero. Fiero che subito filtrante per pass che di prima non look attenzione, Mariuzzi perde il possesso del pallone. Bellissimo il tiro di Gherghi Pask. Gherghi che fa un palo incredibile. I falchetti potevano ancora accorciare questa partita, un grande palo. Bene, si riparte la Libertà. Siamo, caro Max, arrivati al 16° di questa seconda frazione, diciamo così, perché sono 3 tempi da 20 minuti, quindi sta per concludersi il secondo tempo con la Libertas a calcio 5 di Fiume Veneto in vantaggio 3-1 qui a Morsano. Scambio con il numero 2 Maniero che riceve la palla per nessuno, fallo laterale per i falchetti. Ripartono i falchetti con Gherghi Pask ancora a Capitano Fiero. Poi andiamo da Grama verso Pask, Gherghi ancora per Leba per un'intercettazione, quindi fallo laterale sempre per i falchetti che rimangono in attacco. Ancora Leba da fuori, parata del portiere della Libertas che insomma si sta cercando. Bravo Vazzoler, bravo. Stanno cercando in tutte le maniere i falchetti di accorciare ulteriormente la partita. In questo momento siamo... Attenzione Gherghi, passaggio per Grama ed è gol. Non so se è Grama che ha segnato pure l'autorete di Tonello. Comunque 3-2. Insomma, i falchetti hanno alzato un po' il ritmo, diciamo, no? Stanno facendo vedere che la categoria è forse la loro, diciamo, no? Che gli altri insomma vengono dalla Serie C e quindi i falchetti vogliono far vedere che sono di Serie B. Dimmi. Guarda che c'è Michele, fate entrare Di Renzo, che poi è di Zenzo, ormai ti ha copiato. Grande, Michele. Di Zenzo, attenzione, leva ancora, però... Salutiamo anche Alessandro, fate entrare Antò. Attenzione che mi devo muovere con la telecamera su e giù a momenti. Speriamo che il numero 7 Dall'Abona non si sia fatto male, no? Sono una scivolata, palla a pallino. Niente di che, ma insomma si poteva far vedere. Vabbè. Allora andiamo che ripartono i falchetti con Leba. Poi abbiamo Capitano Fiero che devo dire che ha giocato parecchio. Si sta il primo marcatore dei falchetti, il secondo gol invece di... Ancora Gherghi Pask per Capitano Fiero per Leba Erion ancora. Se la sta mettendo tutta, comunque i falchetti se la stanno mettendo tutta. Quindi Grama, l'autore del secondo gol dei falchetti, primo gol invece di Aufiero. 2-3 in questo momento, falchetti che cercano il pareggio, tiro di Gherghi. Pask. Come dicevo, hanno aumentato un po' il ritmo, quindi il pressing di più e insomma si stanno veramente a questo punto il pareggio da stretto, perché devo dire che se la sta mettendo. Ma cambio. Entra Di Zenzo. Entra Di Zenzo, attenzione, ha richiamato a grande voce e subito rientrato, insomma, ecco. Quindi, bello lo scambio, numero 11, attenzione Tonello, ecco. Tonello, palla intercettata da Gherghi Pask. Si fa vedere subito il passaggio, però il numero 6 Del Rizzo interviene e fa guadagnare ai falchetti un calcio d'angolo. Leba, conclusione deviata, probabilmente in questo caso c'è autogestione, quindi nessun tocco per la Libertas e quindi si riparte da Vazzoler che passa per Tonello, il mancino di Fiume Veneto. Vediamo come riparte la Libertas, se ci sarà un pressing più alto da parte dei falchetti. Vedete la palla, ecco qui entriamo nel lato tecnico, non deve mai passare centralmente. Ecco, vedi.
Allora, Aufiero, ripartono i falchetti con Di Zenzo per Pasco ancora per Di Zenzo, ma non riesce a intercettarla naturalmente questa palla e scappa via. Siamo già al 19:22, ma non sappiamo se fischieranno nel momento giusto, perché naturalmente, come abbiamo detto, si stanno auto-arbitrando, no? Autogestendo, è una gestione casareccia. Ci mancava che facessimo anche noi l'arbitro. Dai, non era male, si poteva. Magari la prossima volta. La prossima volta sarebbe da ridere, perché dovresti fare un fischietto, fallo, ecco. Non è male, dai. Non è male, da qua vediamo bene. Dalla tribuna. Vediamo abbastanza bene, devo dire. Vediamo Maniero. Maniero si libera benissimo di Zenzo, però la conclusione deviata da Aufiero. Calcio d'angolo per la Libertas. E fanno vedere delle belle azioni, ragazzi, qua di Fiume Veneto. Tribuna siamo Regia, diciamo anche. Beh, insomma, ci sono belle cose. Sarà contento il presidente Santanastasi. Bellissima la parata nel frattempo di Palmieri sulla conclusione mancina di Del Rizzo. Calcio d'angolo ancora per la Libertas. Direttamente prova a segnare il numero 2 Maniero, ma trova l'esterno della rete. Riparte Leba con i falchetti, ancora Pasca ancora il triangolo per Leba, ma il portiere. Ottimo intervento di Vazzoler che passa in avanti per il suo compagno, attenzione al contropiede, il numero 2 Maniero. Maniero prova il dribbling, ha cerchiato dai falchetti. Maniero mantiene comunque il possesso, Gherghi però gliela ruba. Ripartono subito i falchetti con Leba, poi andiamo su ancora Leba. Mantiene il possesso, vediamo se si fa vedere Pask sulla destra, conclusione laterale, parata di Vazzoler. Il tempo è finito, siamo ormai oltre i 20 minuti, quasi al 21esimo. 2-3, Falchetti 2, Libertas Calcio 5, Fiume Veneto 3. Questo tempo è finito quindi in parità, 2 a pari. Ti dice qualcosa il 2-2? Per Francesco siamo, diciamo, portacolori del pareggio. Beh, insomma, noi non dipende da noi naturalmente. Assolutamente. Dalla Bona di nuovo per Fiume Veneto. Per Del Rizzo per Maniero ancora per Dalla Bona, che cerca di girarsi, era difficile, ed è fallo laterale per i falchetti. Battuto immediatamente da Aufiero per Gherghi prova a vedere se Leba si libera, fa ripartire l'azione da Aufiero per Leba sulla fascia destra, prova il dribbling di Suola, la passa a Gherghi, scambio con Aufiero che prova il dribbling, mantiene il possesso della palla ancora per Gherghi, bellissima azione di Suola, la passa a Di Zenzo ancora per Gherghi, Gherghi, attenzione, palla per Leba, conclusione deviata, il numero 11 Tonello prova di volarsi, viene fermato da Aufiero. Finisce questo secondo tempo, andiamo un attimo in pausa, ci rivediamo fra poco, sempre qui da Morsano. Al momento, dopo 2 tempi, e ce ne sarà un terzo da 20 minuti, Falchetti 2. Sportissimo Channel, non dimenticate. No, Falchetti 2, Libertas Calcio 5, Fiume Veneto 3. Sportissimo Channel, a fra poco, non mancate, iscrivetevi al canale, a fra pochissimo. Vediamo quanti iscritti ci sono, dai, veloci, puoi andare a vedere se c'è scritto qualcuno in più.